Il Consorzio Arsenale ha avuto un ruolo attivo nella realizzazione del progetto di dematerializzazione della ricetta rossa nella regione del Veneto. Ha supportato la regione per la realizzazione del piano di progetto del Gantt regionale. Inoltre ha coordinato i tavoli di lavoro, sempre a livello regionale, per la concertazione e definizione delle definizioni di specifiche tecniche, poi definite nel dettaglio nei documenti di specifiche tecniche redatti appunto dal Consorzio. Inoltre ha supportato le aziende sanitarie e la regione stessa nella realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari per l'implementazione dei servizi di dematerializzazione. Altra attività che ha coinvolto il Consorzio è stata l'attività di labeling, che ha consentito di garantire l'aderenza alle specifiche tecniche regionali di tutti i software coinvolti, almeno in questa fase di coinvolgimento degli attori territoriali. Altra attività molto importante che ha svolto il Consorzio Arsenale in questa prima fase, ma che verrà ripetuta anche nelle fasi successive, è stata la realizzazione con il supporto delle aziende sanitarie di attività di formazione per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie, nonché aziende, quindi gli attori coinvolti in questa prima fase di progetto, per contestualizzare il lavoro che andranno a dover affrontare e per spiegare effettivamente qual è l'impatto che questa novità, questa innovazione porterà nella loro attività di routine.